Buongiorno e benvenuti all'appuntamento delle ore 13 con le news di prealpina.it. Per cominciare, una buona notizia da Saltrio, 2 milioni vinti con un gratta e vinci da 10 euro. Lo sconosciuto Gastone ha grattato e scoperto i numeri vincenti e in seguito ha probabilmente dovuto controllare più volte se davvero fosse diventato improvvisamente ricco. Non sapevamo nulla, racconta Chiara Schimizzi, che gestisce la cartoleria edicola di Piazza Risorgimento con il fratello Alessio e i genitori. Ma poi, verificando, abbiamo scoperto che quel biglietto era stato comprato proprio da noi. Chi è stato? Quando? Mistero. Finora, giurano dall'edicola, non si è fatto vivo nessuno. Speriamo che almeno ci dia una mancia. I premi da 2 milioni previsti sono solamente 2 e la probabilità di azzeccarli è 1 su 8 milioni 880 mila biglietti. In tema di Covid andiamo ora in Val Veddasca, dove da ieri è arrivato il camper per il vaccino e il parroco ha aperto la chiesa di Cadero per consentire agli anziani di vaccinarsi. Sulle panche. Ecco la strategia del vaccino paese per paese nei borghi sparsi per la Val Veddasca. Il camper allestito da ANCI e Areu va nelle piazze di paesini e frazioni, vicino all'unico punto di ritrovo di persone che abitano sulle montagne o nelle valli tanto ridenti quanto lontane da tutto. Si parcheggia in piazza, si attendono i cittadini nel camper, oppure si fanno convergere gli anziani con difficoltà deambulatorie nella chiesa, si somministra la dose e si fanno attendere per il quarto d'ora fondamentale dopo la puntura. In una sala comunale, nel bar del paese aperto per l'occasione o in una biblioteca piuttosto che in chiesa, aggiunge Guido Garzena della TS Insubria. Ed ora un tuffo nella preistoria. Ammirandoli sembra di essere al cospetto di vere opere d'arte, e in effetti lo sono, anche perché giunti a noi dopo ben 240 milioni di anni. Oggi, grazie alla scienza e alla passione di un gruppo di ricercatori, ci hanno regalato una nuova sorpresa. Il Besanosauro, infatti, non era solo come si pensava. Tra Italia e Svizzera sono stati individuati altri 5 esemplari della stessa specie. Il primo fossile, battezzato Besanosaurus leptorhynchus dai paleontologi del Museo di Storia Naturale di Milano, si conferma il più completo al mondo per questo tipo di ittiosauro, ora riconosciuto a livello internazionale, ma accanto a lui ci sono anche 5 fratelli. Nessuno immaginava che nelle collezioni dei musei ci fossero altri ittiosauri di questa specie, tra cui uno di ben 8 metri, un record, afferma Cristiano Dal Sasso del Museo di Scienza Naturale di Milano, che ha coordinato le ricerche. La scoperta non è avvenuta sulle colline tra Valceresio e Mendrisiotto, bensì nei sotterranei dei musei. Un team di paleontologi italiani, svizzeri, belgi e polacchi ha passato l'ultimo anno a cercare fossili simili al Besanosauro originale ed estratti nel secolo scorso dalle medesime rocce del Triassico che affiorano nel Monte San Giorgio. E così ne sono venuti alla luce altri 5, tutti di ragguardevoli dimensioni e riferibili alla medesima specie. Il sindaco di Castelveccana non ha alcuna responsabilità nell'incidente che, la sera del 19 luglio del 2019, costò la vita ai coniugi Marisa Milani e Roberto Belfanti, la cui auto finì sui binari della linea Luino-Gallarate e fu travolta da un treno merci. È questa la conclusione a cui è arrivato il sostituto procuratore della Repubblica di Varese, Lorenzo Dalla Palma, che ha chiesto al GIP l'archiviazione del fascicolo per omicidio colposo aperto all'indomani della tragedia. Fascicolo che aveva come unico indagato il primo cittadino Luciano Pezza. Spetterà ora al giudice decidere se accogliere l'istanza, oppure disporre nuove indagini o l'imputazione coatta. La vicenda giudiziaria, insomma, non è ancora chiusa. Per questo il sindaco preferisce al momento non commentare la notizia. Infine il calcio, con l'ipotesi di rivoluzione della formula della Coppa Italia che farebbe subito delle vittime, le squadre di Serie C e D. Non ha senso. Sandro Turotti, direttore sportivo della Pro Patria, boccia il nuovo format. Non è tanto una questione economica. Il fatto di giocare in trasferta contro le formazioni delle categorie superiori, con riscontri di pubblico quasi sempre trascurabili, prima della chiusura per Covid, portava spesso a spese maggiori rispetto ai ritorni. Però ora, tagliando fuori preventivamente le formazioni della terza serie, si spengono i sogni e la meritocrazia. Tutti i dettagli sulla prealpina di oggi in edicola e sui supporti digitali. Con questo è tutto e vi diamo appuntamento alle ore 19 augurandovi un buon pomeriggio.